ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Pordenone, dove questa mattina, seppur in forma ridotta per la pandemia, si è svolta la giornata regionale della Polizia Locale in concomitanza con i 150 anni del Corpo Comunale. Nel giorno di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, messa in Duomo e cerimonia in sala consigliare per la consegna degli encomi, anche in videocollegamento con gli altri comandi. Assessore Roberti, oggi la festa regionale della Polizia Locale, ecco un modo per dire grazie ai tanti agenti, alle tanti agenti che tutti i giorni difendono il nostro territorio. È esattamente questo, la giornata di San Sebastiano. È una cerimonia ufficiale, una cerimonia organizzata dalla Regione, è una cerimonia organizzata dal comune ospitante che, come sappiamo, è a turno. Quest'anno tocca a Pordenone in una giornata importante perché è il 150° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale, ma una giornata fatta soprattutto per gli agenti che ogni giorno operano su tutto il territorio regionale nei nostri 215 comuni. È la giornata in cui le istituzioni, a nome della cittadinanza tutta, della nostra comunità regionale, dicono grazie per l'operato che quotidianamente questi nostri uomini e donne in divisa svolgono sul territorio per garantire la tenuta sociale, per garantire la serenità dei nostri cittadini, la convivenza civile dei nostri cittadini. È un'opera preziosa che, come abbiamo visto, non smette mai di esistere, di essere presente sul territorio, anche in un momento difficile come questo, dove anche dire grazie come oggi diventa difficile perché non possiamo incontrarci tutti quanti di persona e guardarci negli occhi per scambiarci questo ringraziamento. Ma loro ci sono sempre stati, l'abbiamo visto in quest'anno di pandemia, quando hanno garantito anche i controlli e continuano a garantire i controlli per il rispetto delle regole che ci permetteranno di uscire, speriamo, quanto prima da questa terribile emergenza che sta tagliando il Friuli Venezia Giulia e il mondo intero. La Regione ha investito parecchio sul fronte della sicurezza, lo sta facendo ancora, lo farà anche in futuro come? Noi continuiamo ad investire sulla sicurezza a fronte di dati che comunque sono buoni e che ci dicono che in Friuli Venezia Giulia il tasso di criminalità è più basso rispetto a tantissime altre zone del resto d'Italia. Ma lo facciamo proprio perché abbiamo uno standard alto e vogliamo mantenere quello standard alto. Vogliamo che il cittadino non si abitui a quella microcriminalità che purtroppo continua ad esserci. Vogliamo investire fino a quando tendenzialmente, in modo magari anche utopistico, perché sappiamo che purtroppo non si realizzerà mai, i reati sul nostro territorio saranno pari a zero, perché ogni reato che viene commesso vuol dire semplicemente che un cittadino della nostra regione viene danneggiato in qualche modo. Ed è per questo che la Regione continua a sostenere il settore del comparto della sicurezza. Lo facciamo con gli stanziamenti delle risorse che vengono previsti, penso ai sistemi di videosorveglianza, ma penso anche al supporto diretto che diamo anche alle forze di polizia statali. E di recente l'ultima norma della legge di stabilità che stanzia ulteriori risorse, per esempio per le prefetture o per gli uffici di frontiera, anche sul tema dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione clandestina, proprio perché riteniamo che nell'ottica della leale collaborazione la sicurezza sia un sistema integrato. Massimo Livotto, comandante della Polizia Intercomunale di Pordenone e Cordenons, oggi festa qui a Pordenone, scelta perché scadono i 150 anni appunto del Corpo di Pordenone. Sì, la città di Pordenone si è candidata alla 12ª giornata delle polizie locali proprio in occasione di questa importante ricorrenza, 150 anni di storia del Corpo di Polizia Municipale. La coincidenza ha voluto che quest'anno tutto si svolgesse in questa crisi pandemica che ci ha impegnato sul fronte dei controlli e sull'ausilio alle forze di polizia a competenza generale per i controlli anti-Covid. Ovviamente l'attività nel corso della polizia stradale e le attività riguardanti i nostri specifici compiti di istituto non si sono interrotte e quindi abbiamo risposto anche in questa emergenza. In modo particolare proprio nell'anno della pandemia dove siete stati particolarmente impegnati con i controlli? Assolutamente, abbiamo un controllo del territorio che ha riguardato soprattutto il periodo del lockdown, è quasi un anno che siamo in crisi pandemica con la variazione di tutti gli spostamenti e anche la Polizia Municipale del Corpo Intercomunale ha fatto la sua parte, contribuendo e facendone anche di autonomi. Esercizi commerciali, controlli su strada e tutto quello che ne deriva anche con l'educazione stradale che ha continuato. Un servizio pedibus a cui noi siamo particolarmente legati, è un servizio di vicinanza alle popolazioni con dei collegamenti in video a distanza per rassicurare e cercare di dare le maggiori informazioni come città di Pordenone e come città di Cordenons.
Ed ora andiamo a Palmanova, dove si è tenuta una cerimonia simbolica della posa della prima pietra per l'inaugurazione del sottopasso ferroviario che collegherà la zona industriale alla città stellata, con anche la costruzione di 2 rotonde. Allora ci colleghiamo con la nostra Paola Trepo, ci racconta tutto lei sul posto. Eccoci, giornata importante per Palmanova, quella di oggi, ma anche per tutto il territorio. A ridosso della città stellata, la simbolica posa della prima pietra di un'opera attesa da molti anni, Sindaco. Ma direi attesa dal primo protocollo di intesa firmato nel 2001, quindi sono 20 anni. È chiaro che i tempi lunghi una parte vengono giustificati, mancavano le risorse, le abbiamo trovate e adesso chiaramente questa è una giornata importante perché dico migliora sicurezza, migliora direi la percorribilità e anche la velocità di percorrenza di quest'area. Qui c'è una zona industriale importante, ci sono tante comunità che aspettavano, c'è un collegamento con l'ospedale, quindi che aspettavano quest'opera. Direi che per me che finisco il secondo mandato è direi motivo di soddisfazione, anche perché avevo seguito l'opera quando ero in provincia e vederla partire onestamente è motivo a soddisfazione per me, ma per tutti i colleghi sindaci che ogni tanto mi pressavano cercando di capire quali erano i tempi li abbiamo maturati da 2 anni, adesso partiamo e questo direi che siamo tutti contenti. Presenti oggi sindaci infatti delle zone limitrofe, il territorio che vediamo alle mie spalle diventerà una rotonda, sarà eliminato il passaggio a livello che si vede nella parte in fondo di accesso a Palmanova da Porta Udine, 2 le rotonde che saranno realizzate, un sottopasso, migliorerà la viabilità, importo dei lavori oltre 3 milioni di euro, Assessore. Sì, sono tanti soldi ma l'opera è importantissima, quello che ovviamente aspettava il territorio, la presenza dei sindaci oggi vuol dire che non è una rotonda solo o per Palmanova ma per tutto il territorio qui limitrofo, quindi un'opera importante, fondamentale io direi per la sicurezza, per la viabilità, per la certezza dei tempi anche per le imprese che sono insediate in quest'area, quindi tanti obiettivi che vengono raggiunti con un'opera sola. Per chi arrivava da Udine questo sottopasso rappresentava anche un imbuto, quindi anche un problema proprio per la viabilità. Quando cominciano i lavori, signor Sindaco? Ma dovrebbero cominciare all'inizio di febbraio, sono previsti 2 anni, ma dicono che se le cose vanno bene, se non ci saranno intoppi, potrebbe finire anche in 1 anno e mezzo, quindi fra 1 anno e mezzo, ma ecco l'importante, non verrà interrotta la viabilità attuale, quindi le rotonde verranno realizzate in maniera graduale, in maniera tale che non si interromperà mai la viabilità e anche i collegamenti col territorio. Ecco, Palmanova un cantiere non solamente per la viabilità, il progetto di oggi, ma anche un intervento su Porta Udine, insomma siamo nella città UNESCO. Palmanova è uno delle città più importanti del Friuli Venezia Giulia, non direi del Friuli ma proprio del Friuli Venezia Giulia, il fatto che è una città UNESCO la consolida all'interno di un circuito fondamentale per il turismo e non solo. È chiaro che c'è un'attenzione particolare su Palmanova e questo io ho detto prima durante l'inaugurazione che già è la 3ª volta che vengo a Palmanova o a inaugurare o a vedere dei lavori, quindi c'è una grossa attività che viene fatta e questo fa bene a tutto il territorio. E allora grazie al sindaco Francesco Martinez, il sindaco di Palmanova, grazie all'assessore Graziano Pizzimenti, rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia, e qui da Palmanova ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Trepo, ora ci spostiamo a Gorizia dove anche lì ci sono delle novità per la viabilità, in particolare per rendere più sicuro il transito di mezzi e biciclette, ma ci spiega nel dettaglio queste novità il sindaco Rodolfo Ziberna. Una bella notizia per i goriziani, ma anche per coloro che hanno il piacere di visitare la nostra città. In questi giorni e per le prossime 3 settimane circa stiamo realizzando il senso unico in entrata lungo i corsi cittadini, cioè Corso Italia. Per capirci, perciò dai prossimi giorni il Corso Italia sarà percorribile soltanto entrando dalla stazione ferroviaria e recandosi verso Teatro Verdi, cioè verso il centro. Questa sarà la direzione di marcia. Perché lo abbiamo fatto? Abbiamo 2 controviali stupendi, bellissimi, che altre città non hanno. Cerchiamo di valorizzarli, però cerchiamo anche di promuovere l'uso della bicicletta in città. Oggi chi ha la bicicletta non percorre Corso Italia perché oggettivamente è pericolosa. Non percorre nemmeno i controviali perché possono esserci delle situazioni di pericolo
nella coabitazione tra biciclette e pedoni. Noi perciò intendiamo rendere la nostra città più bella, più sicura e più accogliente. I ciclisti potranno percorrere Corso Italia in totale e assoluta sicurezza, perché sarà uno spazio diviso dal resto del traffico veicolare. Non perderemo neppure uno stallo per i posteggi delle autovetture. Riusciremo perciò a fare in modo che i controviali possano essere dedicati esclusivamente ai bar, ai ristoranti, al passeggio, alla chiacchierata, allo shopping. Cerchiamo perciò di rivivacizzare la nostra città offrendo degli spazi. E peraltro nel momento della pandemia, in quel momento noi abbiamo scelto di consentire ai bar, ai ristoranti di raddoppiare gli spazi fuori per un motivo molto ovvio, perché con le note prescrizioni solamente con le persone all'interno e con 2 o 3 tavolini all'esterno avrebbero dovuto chiudere, perché l'attività diventava economicamente non conveniente. Ebbene, noi abbiamo consentito spazio ulteriore e perciò delle due l'una: o lo spazio sui controviali per le biciclette oppure per i tavolini. Perciò abbiamo scelto di spostare lungo l'asse viario invece il percorso delle piste ciclabili, che peraltro questa bella pista ciclabile in sicurezza di Corso Italia si connetterà naturalmente con quella rete di piste ciclabili che stiamo realizzando in città, stupenda. Perciò dalla rete di Via degli Scogli, Viale 20 Settembre, la Valletta del Corno, realizzeremo in Via Boccaccio, in Via Oberdan, Piazza della Vittoria, la Galleria Bombi, per connettersi poi a quella slovena. Ma chi sceglierà di andare verso la stazione avrà poi la possibilità di scendere verso il fiume Isonzo, oltrepassare il fiume e recarsi a Mossa verso Udine piuttosto che verso Gradisca. Perciò una città vivace, con dei controviali che vengono riutilizzati nel vero senso della parola dai propri cittadini. Naturalmente non è una scelta definitiva, nel senso che è sperimentale. Se dovesse non piacere ai cittadini avremo modo e tempo per tornare indietro. Capisco il disagio che si creerà all'inizio, chiedo scusa da subito ai cittadini, capisco anche perché ogni qualvolta si inserisce anche un solo senso unico, per alcune persone questo è un disagio, ma vedrete che vi abituerete e vedrete che alla fine direte: Gorizia è ancora più bella, Gorizia è ancora più accogliente, ancora più vivace. Grazie al sindaco Ziberna, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. A Palmanova hanno preso avvio i lavori di allargamento e messa in sicurezza del ponte di Porta Udine, un'opera che prevede anche un intervento sullo storico accesso alla città stellata in stretta collaborazione con la soprintendenza. Cantiere aperto a Palmanova anche per Porta Udine. Come si procede? Qual è l'obiettivo del progetto? Allora, il progetto è un intervento di 430.000 euro che sta realizzando Strade FVG e allarghiamo il ponte, creiamo una passerella che collega la parte pedonale che viene dalla stazione fin sotto la porta, quindi mettiamo in sicurezza i pedoni e mettiamo in sicurezza il ponte, che ha avuto in passato 2 anni fa problemi di crolli. È un ponte vincolato, perché quindi l'intervento sta in strada FVG. Abbiamo messo chiaramente concentrato sotto l'asfalto tutte quelle che sono le reti tecnologiche che prima erano avviste, quindi anche esteticamente, no? Dà una brutta impressione di tutto un po' il contesto, visto che poi siamo città UNESCO, dobbiamo conservare e valorizzare tutto quello che ci hanno lasciato gli altri, quindi penso che sia una cosa molto importante sulla quale Strade FVG, la regione ci sta credendo. Per agevolare chiaramente i pedoni abbiamo creato una passerella dove le persone sia in bicicletta che a piedi possono attraversare la strada, quindi entrare ugualmente, non passano le auto. Penso che a fine febbraio il cantiere si chiuderà. Contemporaneamente faremo un intervento di somma urgenza su Porta Udine, dove sono alti 450.000 euro perché ci sono problemi di staticità. Quella è una porta di competenza della soprintendenza. Abbiamo verificato questi problemi e quindi interverremo e concentreremo i 2 interventi insieme in modo da creare minori disagi per i cittadini. Vede la collaborazione con il Comune di Udine e con l'Ateneo Friulano il progetto avviato dall'amministrazione municipale di Campoformido, che avrà il suo cuore pulsante nel vecchio mulino di Basaldella. Tutto parte dal potenziamento delle reti tecnologiche. Nuovi servizi per i cittadini di Campoformido per la banda larga, l'accesso a internet e la DAD.
Sì, esattamente, grazie ad una sinergia con la team in questi giorni sono stati ultimati i lavori che portano la fibra all'interno del territorio comunale di Campoformido, coprendo buona parte del territorio che ancora non era servita da questa infrastruttura che, sottolineo, è della team. Per quanto riguarda questa attività, il Comune si è mosso già prima della pandemia per sollecitare il fornitore affinché pianificasse un intervento. Ci è voluto qualche mese, ma alla fine siamo riusciti a portare questo risultato a Campoformido, un risultato che la situazione sanitaria ha evidenziato quanto sia importante questo collegamento ed era una legittima aspettativa dei cittadini in vista di smart working o didattica a distanza, tanto per citare parole che ormai sono entrate nel parlare comune. Sulla questione del digitale, però, il Comune sta facendo degli interventi diretti grazie anche e soprattutto a INSIEL e alla Regione Friuli Venezia Giulia. Infatti stiamo ultimando i lavori di allestimento del prossimo centro didattico digitale diffuso che fa parte della Digital Academy, un network di 10 comuni che hanno questi, chiamiamoli, laboratori multimediali, perché non sono solo aule informatiche ma sono veri e propri luoghi per la formazione e la divulgazione del digitale sul territorio. Il nostro sarà situato in via Stretta e contiamo nel giro dei prossimi mesi di poter inaugurarlo magari anche in presenza. Restano comunque attive le iniziative online, fra cui appunto i martedì digitali, sempre in collaborazione con INSIEL, per divulgare cosa significa e quali sono i vantaggi del digitale, di una informazione e di una formazione del digitale, e ovviamente anche gli incontri con l'autore che come assessorato alla cultura stiamo promuovendo online. Il prossimo è il 27 gennaio in occasione della giornata della memoria con ospite Giusy Mondani e il suo ultimo libro. Università di Udine, Comune di Udine e Comune di Campoformido insieme per un progetto che vede al centro il mulino di Basaldella. Sì. È un'idea che nasce l'anno scorso con una convenzione siglata con l'Università di Udine e devo ringraziare il professor Zandi Giacomo e il professor Nazzi per il supporto, che prevede appunto il progetto Campoformido Comune Amico delle Api. Nel contesto della valorizzazione dei prati stabili abbiamo individuato poi un centro che sarebbe appunto il mulino di Basaldella, che diventerà il luogo di questo progetto per una promozione ed un'educazione all'importanza delle tematiche ambientali e il valore del nostro territorio. Sarà suddiviso questo percorso espositivo su 3 piani, abbiamo appena approvato il progetto preliminare che prevede circa un investimento di 90.000 euro e il percorso sarà suddiviso sui 3 piani, il piano terra dedicato al Cormor e alla storia del mulino, il primo piano sarà dedicato proprio al cuore dell'idea, che è appunto quella della valorizzazione del prato stabile, e l'ultimo piano, il secondo, prevederà un'esposizione sul tema apistico e l'apiologia. Di questo devo ringraziare, oltre all'Università, anche il Comune di Udine, in particolare l'assessore Cigolotta e il sindaco Fontanini, che ci hanno dato il placet per contattare e collaborare col Museo di Storia Naturale, che assieme all'Università sono i nostri 2 partner scientifici che ci stanno guidando in questo percorso di allestimento. Fagagna guarda avanti e pensa al dopo pandemia. Oltre a mettere in sicurezza le aree verdi tra la borgata di Battaglia e il Colle, ha deciso di creare una nuova zona dedicata ai camperisti. Sorgerà a ridosso del Parco dei Castagni. Fagagna punta sul turismo sostenibile. Oltre alla nuova illuminazione del Parco dei Castagni, sarà presto realizzata anche un'area attrezzata per i camper. Il Parco del Chiastenare è una piccola oasi di verde per tutta la comunità e in questi giorni verranno appaltati e inizieranno dei lavori di una certa importanza che riguardano l'area camper. Questo per dare la possibilità a tutti i visitatori non di Fagagna, che possono avere praticamente la possibilità di transitare, di poter fermarsi, ed verrà costituito nella zona
nord all'entrata di Fagagna, questa area che prevede la sosta di 5 camper con tutte le attrezzature. In più è stata fatta un'opera realizzata recentemente con i lavori di illuminazione e tutta l'area è stata riilluminata in maniera che ci sia anche l'effetto sicurezza e un effetto che dia la possibilità di valorizzare sempre di più praticamente questa area verde che è un polmone nel polmone del cuore del Friuli. Ed ora andiamo a Martignacco, dove hanno preso avvio diversi cantieri pubblici per oltre 6 milioni di euro. Cantieri importanti relativi alle scuole, anche di diversi milioni di euro. Sì, in questo momento sono circa 6 milioni e mezzo di euro i cantieri attivi sul territorio comunale. I più grossi riguardano il mondo della scuola. A poche centinaia di metri dal luogo in cui ci troviamo oggi sta crescendo la nuova palestra del polo scolastico, un impianto che avrà 2 terreni da gioco più una sala polivalente anche per gli sport minori, con tutte le dotazioni di sicurezza sia per gli atleti che per il pubblico, mentre a Nogredo di Prato, nella frazione, è in fase di costruzione anche lì avanzata la nuova scuola dell'infanzia per un importo superiore ai 3 milioni di euro. Ecco, quando sarà ultimato il campo in sintetico che vediamo alle nostre spalle? Sono in fase avanzata le lavorazioni per la realizzazione del nuovo impianto che servirà soprattutto le squadre del nostro comune e i tanti giovani che praticano in particolar modo il gioco del calcio, ma anche altre discipline, perché in effetti in questo impianto sportivo si praticano tantissimi sport differenti. Io credo che ci vogliano ancora qualche mese e poi noi abbiamo una convenzione con la locale società sportiva, pertanto verrà dato in gestione all'Union Martignacco, che sapientemente gestisce anche gli altri campi di calcio del territorio comunale. È tempo di carnevale, il comune di Udine lo sta organizzando tutto sul web e ha bandito un concorso destinato a tutte le età. In momenti come questo è importante, non dico ridere, ma almeno sorridere o far sorridere. Adesso c'è il periodo del carnevale, che sarebbe il periodo dell'anno per antonomasia in cui ci sono maggiori divertimenti. Visto che non è possibile, il Comune di Udine ha puntato su un concorso piuttosto articolato. Sì, siamo in periodo carnevalesco e tradizionalmente questo momento di festa, di gioia e di follia legato un po' ai bambini, alle famiglie. Quest'anno abbiamo ideato questo concorso a premi fotografico che abbiamo chiamato Carneval Librando, proprio per legare il tema del carnevale a qualcosa di culturale. Infatti un accordo assieme alle librerie di Udine è che i premi saranno proprio dei buoni spesa spendibili nelle varie librerie di Udine, quindi 40 euro per tutti i vincitori e potranno acquistare i libri che saranno di loro piacimento, dedicate a 3 classi di utenza, diciamo, dai bambini fino ai 10 anni, ai teenager fino ai 18 anni e ai senior oltre i 18 anni. Siamo in chiusura, ma vi ricordo l'appuntamento con Poltronissima a partire dalle 14:30 per seguire la sfida dell'Udinese nel recupero contro l'Atalanta. Grazie per l'attenzione e buona giornata.